Ecco, ci scusiamo con gli amici e le amiche all'ascolto, ma c'è stato un calo di tensione mentre stavamo andando in onda e praticamente eravamo rimasti a zero con internet. Abbiamo risistemato il collegamento audio, dunque riprendiamo la seconda parte del nostro audio-video giornale. Dicevamo ci spostiamo in quel di Forni di Sopra. Già l'accessibilità non è affatto scontata, tantomeno in percorsi di montagna. La Fondazione Dolomiti UNESCO ha fatto un lavoro di estrema utilità, mappando percorsi adatti a tutti senza barriere architettoniche. Ha individuato 15 itinerari e 13 punti panoramici facilmente raggiungibili su tutto il territorio dolomitico da anziani, famiglie con bambini, persone con disabilità motorie. Estremamente gratificante ritrovare anche un itinerario tra questi, il rifugio GIAF nelle Dolomite Friulane, collegandosi al sito www.visitdolomites.com potete leggere gli approfondimenti per ciascun percorso. Cambiamo argomento, adesso ci spostiamo a Udine perché c'è un'importante novità per quanto riguarda il capoluogo friulano. Con il completamento delle aree esterne e della fornitura dei mobili si sono conclusi i lavori di ristrutturazione della ex cassetta delle Suore, l'immobile al civico 810 di via Pracchiuso dove alloggiava il personale che prestava servizio nell'attiguo ospedale militare. L'edificio ospiterà la nuova sede della Fondazione Morpurgo Hoffmann Onlus e sarà fulcro del progetto Parco Servizi Diffusi La Corte nel Borgo e in prospettiva di sviluppo del CRIA, il Centro di Ricerca per l'Invecchiamento Attivo, un incubatore di sviluppo per nuovi modelli e buone pratiche nell'assistenza, nella cura e nel sostegno a pazienti e famiglie. Chiudiamo con lo sport, vi ricordiamo che stasera comunque ci sarà l'Udinese che sarà impegnata in quel di Genova, vi daremo chiaramente aggiornamenti per quanto riguarda la partita subito dopo il fischio finale. Intanto si è svolta questa mattina a Palmanova l'assemblea elettiva del CONI regionale che ha visto la rielezione del presidente uscente Giorgio Brandolin, confermato nella giunta regionale anche il presidente del comitato regionale del calcio del Friuli Venezia Giulia, Hermes Canciani, il quale con 20 preferenze ricevute è risultato il candidato più votato. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio, vi diamo appuntamento nel tardo pomeriggio per le altre notizie, ci scusiamo ancora per il problema tecnico mentre eravamo in onda, ma il bello della diretta è anche questo. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e dunque a più tardi per le altre notizie del Friuli Venezia Giulia, chiaramente le notizie flash attraverso le nostre pagine social. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position.